Nell'incantevole sagrestia, risalente al 1727, è possibile oggi riammirare sotto la volta, nella sua originaria cornice mistilinea, in stucco dorato e in mistura, il grande affresco raffigurante l'Assunzione della Vergine, eseguito subito dopo la costruzione della sagrestia dall'artista napoletano Francesco De Mura. L'Assunzione della Vergine Maria al cielo è un'opera giovanile del De Mura, peraltro non finita. Nell'affresco gli apostoli, disposti in primo piano su una scala monumentale, assistono meravigliati all'evento, in atteggiamento adorante, mettendo in evidenza il senso prospettico della gradinata. La Vergine elegante nei movimenti, con un volto radioso, colto nell'attimo dell'estasi, si libra sulle nuvole, assisa, potente e maestosa, con una veste bianca ed un manto blu, di un blu scuro, reso in modo estremamente naturalistico, gonfiato dal vento, e ce lo fa percepire in tutto il suo volume. La Madonna è attorniata da una schiera di angeli festosi, raffiguranti scorci piuttosto audaci, che si muovono morbidamente nell'azzurro del cielo. L'opera è caratterizzata da calde e luminose tinte, tipiche della pittura napoletana, che offrono allo sguardo e alla contemplazione di chi le osserva una scena completa e piacevole. L'Assunzione della Vergine fu eseguita dall'artista napoletano Francesco De Mura, uno degli allievi del Solimena. Quando gli fu commissionato il lavoro, De Mura, appena trentenne, aveva da poco lasciato la bottega del suo maestro ed era già autore di diverse tele eseguite per le chiese di Napoli. Nell'affresco dell'Annunziata di Airola, De Mura è ormai vicino al Rococò e al metodo luminoso di Luca Giordano. A causa del terremoto dell'80, l'affresco presentò dei danni e vennero decisi lo strappo e il restauro, entrambi eseguiti dal pittore Graziadei Tripodi. L'opera fu divisa in più parti e portata nei depositi del Museo Nazionale di San Martino di Napoli, dove rimase fino al 1985. Quindi fu restituita al Comune di Airola, che la sistemò provvisoriamente nel Museo Civico, dove rimase dimenticata per 25 anni. Solo nel dicembre del 2012, una volta terminati i lavori di restauro agli stucchi e alle cornici della sagrestia, la tela fu ricollocata sotto la volta.